Pronti? 1, 2, 3. Viene dato buono stavolta il segnale veloce Red Alter che prende la testa davanti a Numero Tommy. 10 Power Trab Secoda squalificato. terzo Urian Horse davanti a Rob Mabel, poi vediamo all'esterno Urla del Vento. Quindi in vantaggio Marco Pettinari con Numero Red 4 Alter, Urian che Horse passa i primi 200 squalificato. metri in Numero 15. 2 Vincent Moon squalificato. Squalificati Urla del Vento, Vincent Moon. Numero 6 Urla del Vento squalificato. Poi intanto comunque Red Alter dopo 400 metri è al comando davanti al numero 3 di Tommy. Avanza subito Token B, rompe gli indugi Maurizio Cheli e va a diretto contatto del battistrada, è già sul punto di passare dopo 600 metri ed è al comando il figlio di Equinox B e dà una svolta importante alla corsa. Seconda posizione per Red Alter davanti a Tommy, avanza al largo il numero 12 di Ressolematto, 15,6 la frazione qui davanti alle tribune, si gira Maurizio Cheli, non vede arrivare nessuno. Ressolematto è quello che sta perseverando al largo davanti a Sama che è in seconda pariglia, poi vediamo anche Severino nelle prime posizioni. Ancora una frazione in 15,5, prosegue a ritmo costante ora Token B al comando con Maurizio Cheli in seconda posizione, sempre Red Alter, ancora 15,5, sempre Ripetiamo, numero costante. 6 Urla del Vento squalificato. Viene ripetuta la squalifica per Urla del Vento, quale probabilmente non aveva sentito Battista Congiu. Sama è sempre in seconda pariglia davanti a Severino, poi anche Vaimo Blessed ha preso la corsia esterna. Token B sempre in vantaggio al secondo passaggio davanti alle tribune, davanti a Red Alter affiancato da Ressolematto, poi terza la corda Tommy a precedere Rob Mabel. Sama in seconda pariglia, 15,2 la frazione qui davanti alle tribune con Token B e Maurizio Cheli, sempre battistrada, accenna la terza ruota Andrea Farolfi con Sama, cavalli ormai a 600 metri dalla conclusione, la frazione ancora in meno di 15 da parte di Token B che allunga su Red Alter che cerca di riorganizzarsi, poi ancora tonico Tommy in terza posizione lungo la corda, anche Rob Mabel è lì quarto. Sama cerca di avvicinare ma Token B ha preso il largo, Red Alter si difende da Sama, poi Tommy che cerca di guadagnare di dentro, anche Rob Mabel sta guadagnando posizioni interne ma Token B sta facendo corsa per proprio conto. Maurizio Cheli e Token B in passerella, Red Alter ancora netto in seconda posizione mentre Rob Mabel va a cercare di fare il terzo all'interno di Tommy. Token B viene a dominare con Maurizio Cheli, Red Alter secondo, ancora un ottimo Tommy che coglie il terzo posto davanti a Rob Mabel. La vittoria per Token B, Maurizio Cheli, il training è quello di Edwin Lagas per la scuderia Biasuzzi, la vittoria per il figlio di Equinox B e Ida Grandi che l'ha risolta dopo 600 metri passando al comando, qui fa passerella. Mani ferme per Maurizio Cheli che vengono a vincere da Favoritinetti alla quota di 1,49. Tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. Ricordiamo l'appuntamento è per sabato e poi anche per domenica col Gran Premio Continentale.